Oggi è Pasqua, una Pasqua particolare, una Pasqua che vuole essere una Pasqua di resurrezione, una Pasqua di speranza, una Pasqua che aiuta tutti noi a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato, che hanno creduto e credono nella solidarietà, credono che nessuno deve essere lasciato indietro, anche in un momento così tremendo. Questa sarà una puntata particolare dove dedichiamo un po' di spazio a chi vuole fare gli auguri, a chi abbiamo raccolto insomma, un po' di testimonianze, vogliamo ringraziarli per il loro lavoro. Stiamo parlando a nome di tutti ovviamente. Vogliamo raccontare una giornata, un periodo che si apre, che sarà tempestoso, che sarà complicato, che sarà difficile, ma la Pasqua ci ricorda che si può risorgere. Lo ha fatto Venezia, abbiamo l'esempio della Fenice, ma la Pasqua è proprio la festa più bella per tutti noi, per cui io credo che sia il momento della riflessione eppure in questa grande complicazione, in questo grande dramma, ecco, io spero che tutti noi siamo allietati, possiamo essere comunque allietati da un senso di speranza, da una idea di speranza. Gesù è risorto e chi crede, ma anche per chi non crede, è una giornata in cui si può continuare a sperare, si deve sperare, lo dico anche alle persone che hanno perso i loro cari, che piangeremo insieme quando sarà possibile, ma anche a tutte le persone che stanno aiutando gli altri, i medici e gli infermieri in primis, ma anche tutte le persone che stanno facendo il loro dovere. È una Pasqua che vogliamo dedicare agli anziani, ma anche ai bambini, in questo incontro tra generazioni che ci sembra giusto sottolineare e valorizzare. Una Pasqua che sia di resurrezione per tutti noi, per le nostre famiglie, per le persone che hanno difficoltà, per chi ha paura. Una Santa Pasqua, un grande augurio di buona Pasqua a tutti i nostri cittadini, a tutti gli italiani, a tutti quelli che ce la fanno e che ce la vogliono fare, a tutti quelli che non si girano dall'altra parte, ma oltre alle parole ci mettono la propria vita, il proprio lavoro, la propria fatica. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua a tutti. Buongiorno a tutti, tanti auguri a tutti i cittadini metropolitani della città metropolitana di Venezia ed in particolar modo ai cittadini di Musile di Piave. Buona Pasqua a tutti. Un augurio di buona Pasqua dalla città di Spinea, una Pasqua indubbiamente insolita, ma festeggiamola nel nome della speranza e del futuro. Da Fiesso d'Artico i migliori auguri per una Pasqua serena. Auguri di buona Pasqua dal comune di Noale. Da Cavallino Treporti un caro augurio di buona Pasqua a tutta la comunità della città metropolitana. Dal sindaco della comunità di Telioveneto un augurio a tutti quanti di una serena Pasqua. Un augurio di buona Pasqua a tutti dal comune di Salzano. Dal sottoscritto e dai cittadini del comune di Quarto Valtino, tanti auguri di una serena e felice Pasqua. Una buona Pasqua dal comune di Noventa di Piave. Un augurio di buona Pasqua dalla città di Caorle e un augurio di cuore, ma con il dovere civico e la responsabilità di rimanere a casa. Dalla nostra spiaggia di Jesolo, purtroppo deserta, tantissimi auguri ai miei cittadini, ai cittadini della città metropolitana e a tutti i nostri ospiti che frequentano le nostre meravigliose spiagge. Tanti auguri di una buona Pasqua dal comune di Campolongo Maggiore. Tantissimi auguri di buona Pasqua dal comune di Pianica. Concittadini e care concittadine, auguro a tutti voi una serena Pasqua dalla città di Milano. Un caro augurio di una serena e felice Pasqua dal sindaco Romanello e da tutto il comune di Marconi. Tanti auguri per una serena Pasqua dal comune di Dolo. Carpenedo c'è e vogliamo farvi sentire tutto il nostro affetto. L'anima del commercio non si ferma. Buona Pasqua da Isabella Style. Buona Pasqua dal centro estetico Nati. Tantissimi auguri dal centro Purisecco. Auguri di buona Pasqua dalla gastronomia! Buona Pasqua! Vi auguro una buona Pasqua dalle ragazze Furbi dei Lazzari. Dai che insieme ce la faremo, rimaniamo tutti a casa, uniti.
Tanti auguri di buona Pasqua da Cotti e Lofti. Buona Pasqua, amministrazione Zanchi. Buona Pasqua dal vostro personal coach Marco Tagliapietra. Ciao a tutti, da casa vi auguro una buona Pasqua. Barca del Doge. Buona Pasqua da tutti i componenti della pescheria in via Comelli. Buona Pasqua dalla Luisa della cartoleria a tutti i miei clienti. Buona Pasqua da Lord George, un bacio a tutti. Buona Pasqua da Gioielleria Ernesto. Buona Pasqua dalla frutteria a tutti! Buona Pasqua! Un augurio a tutti voi per una Pasqua serena e gioiosa con le vostre famiglie, da parte degli insegnanti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Body Yoga in Fit Studio. Auguri, buona Pasqua, Pizzeria del Cavallino, saluto a tutti. Buona Pasqua e tanti auguri di tanta salute da Sanitaria Linea Blu. Buona Pasqua da Enoteca Fumaletto. Buona Pasqua dall'Estetica Hermitage. Buona Pasqua dall'Osteria Plip. Dalla tabaccheria Ignata, tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Auguri di buona Pasqua da Agenzia Immobiliare Veneta. Anche noi, Eliane e Sergio Busolin, in questo periodo difficile vogliamo augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l'ha perso da tempo. Buona Pasqua da noi di Non Solo Mercerie. Buona Pasqua dall'Angolo Fiorito. Buona Pasqua dalla Eauro Ingro. Pizzeria da Michele vi augura buona Pasqua! Buona Pasqua dalla parrucchiera Katia. Buona Pasqua a tutti da Ottica Vado e Vedo. Buona Pasqua da Pasticceria Chloe. Auguri di buona Pasqua a tutti voi dalla lavanderia Cool Express di Sandra. Tanti auguri, buona Pasqua dal panificio De Marchi. Ciao! Ciao! Annalisa Antonia Concertori vi augurano buona Pasqua da casa. Tanti auguri di buona Pasqua dalla parafarmacia Franz. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, sono Anna Maria del Poliambulatorio Carpenedo. Volevo augurare a tutti buona Pasqua. Buona Pasqua da Pablo Le Due Occhiette. Buona Pasqua da Pasticceria Peterò. Tanti auguri di buona Pasqua da parte mia, Marco De Pieri, e da tutto lo staff. Buona Pasqua da Pasticceria Leandri. Da Magie, buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua dal Centro Copie Top Service. Buona Pasqua da Chetti e Tania. Auguri di buona Pasqua Da MJ Foto. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Dove buona Pasqua? Buona Pasqua da Relax Style. Tanti auguri di buona Pasqua da Meggetto Calzature. Tanti auguri di buona Pasqua da Pepe Nero Bistrò E Pepe Nero Vineria. Auguri di buona Pasqua a tutti. Alessia, Agenzia di Servizi Soluzioni Insieme. Forza! The secret chord that David played that pleased the Lord. Why you don't really care for music, do ya? It goes like this: the for the thief, am I a for the major leaf, a bar for king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her batting on the roof, her beauty and the moonlight of the true young. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from her lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but who in heaven left from love was how to choose somebody who outdrew ya. It is not to cry that you hear all night. It's not someone who'll see the light. It's a colder and it's a broken hallelujah. 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 Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.